Signor Generale, personale del secondo Cassatori pronti per la demolizione. Grazie, procedete. Oggi diamo avvio a un'attività molto attesa da tutte le comunità locali e dal Commissariato Generale stesso, che è quella della demolizione dell'ex base NATO, un complesso di edifici che risale agli anni 60, dismessi negli anni 70, inizialmente adibiti a opere di difesa nazionale, poi transitati all'ENAC e poi acquisiti dal 2017 direttamente dal Commissariato Generale. L'attività sostanzialmente comprende due fasi: una prima fase che è iniziata questa mattina della durata di circa 10 giorni, che prevede la demolizione vera e propria dell'ex base NATO, delle strutture annesse, di un traliccio per le comunicazioni che si trova nella zona arretrata del sito in cui ci troviamo e grosso modo, se le condizioni meteorologiche saranno favorevoli, per la svolta di una decina di giorni lavorativi. Successivamente si avvierà una seconda fase, che è la fase di recupero dei materiali inerti e di triturazione dei residui, che verrà svolto da un operatore economico privato individuato dalla struttura di consiglio, dalla Presidenza di Consiglio e struttura di missione. Anche quella dovrebbe avere all'incirca una durata di 20 giorni lavorativi, sempre salvo condizioni favorevoli. Dovremmo concludere questa attività entro il mese di novembre. Successivamente l'anno prossimo prevediamo in primavera un'ulteriore fase, che sarà quella di riporto di terreno vegetale per ricoprire i resti della demolizione e restituire alla montagna, all'area sacra, l'aspetto originale. Quindi è sicuramente un piccolo passo nell'ambito del più grande progetto, che è il recupero e il restauro conservativo di tutto il complesso di Cima Grappa. Intendiamo chiaramente i sepolcreti, intendiamo la caserma Milano e la galleria Vittorio Emanuele III, che fanno parte di questo storico complesso dell'area sacra. Questo abbattimento per noi significa restituire decoro e dignità all'area sacra, quindi ripristinare l'aspetto originale di quando è stato costruito il sacrario negli anni 30, e soprattutto si restituisce alle comunità locali la montagna nel suo naturale stato originale, quindi è molto apprezzato sia dal Commissariato Generale ma soprattutto dalle comunità locali. È un risultato storico perseguito per tantissimi anni da chi mi ha preceduto, ma oggi finalmente siamo arrivati all'inizio dei lavori. Contiamo nel bel tempo, perché tutto sommato in un mese riusciremo a finire l'opera. Un momento storico perché comunque questa è stata una forzatura, perché siamo riusciti a farlo finanziare unendo tutte le forze in occasione del progetto per il restauro del sacrario, per cui questo era una fase del progetto a sé, che però non riguardava il restauro del sacrario. Lì per fortuna si è capito l'importanza di andare a riqualificare quest'area, che è un mostro, soprattutto oggi che siamo riserva della biosfera. Nel progetto complessivo del restauro del sacrario, che l'anno prossimo dovrebbe iniziare già a dare le prime partenze, c'è anche previsto un quarto stralcio con una riqualificazione di questa intera area, per cui anche con il recupero di quello che sarebbe possibile della cubatura esistente. Però staremo a vedere, perché intanto la cosa fondamentale è che questo orrore non ci sia più e che partano anche i lavori del restauro del sacrario. Il mio grazie va sicuramente a Onor Caduti e alla struttura di missione, però personalmente un grazie particolare al colonnello Franchi, responsabile del patrimonio di Onor Caduti, che tanto si è speso e col quale abbiamo condiviso tantissime giornate anche di incertezza, perché ogni volta che sembrava fossimo arrivati al dunque succedeva qualcosa, o mancava un'autorizzazione, o c'era un ritardo, o qualcuno non leggeva PEC, insomma qualcosa è andato storto in questi ultimi anni, però insomma ci siamo sempre supportati, e grazie alla sua determinazione e alla grande competenza del colonnello Franchi si è arrivati a questa giornata importantissima.